condizione umana e le contingenze della vita che ci portano alla sofferenza e alla morte. Dio, come Padre, ci ama. Ama Marco che adesso è passato da questo mondo all'eternità. Ama noi che qua giù lo ricordiamo con affetto e piangiamo la sua prematura dipartita. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, martedì 30 settembre. Copertina del nostro telegiornale dedicata ai funerali che si sono svolti ieri presso la chiesa dell'Immacolata di Marco Chiaramonti, morto nel corso di un incidente stradale a Viale Emporio, presumibilmente a causa di una buca. Chiesa stracolma per l'occasione del servizio. Dolore e lacrime, ma anche tanta rabbia ai funerali del cinquantenne istruttore di tennis Marco Chiaramonti, morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nell'incidente stradale del Viale Emporium. La cerimonia funebre si è tenuta nella Basilica dell'Immacolata in piazza San Francesco, alla presenza di un'immensa folla di familiari, parenti, amici, conoscenti e semplici cittadini che si sono riuniti nel luogo sacro e in tanti sono rimasti fuori per dare l'ultimo saluto al cinquantenne molto conosciuto in città. A celebrare la messa è stato Don Giuseppe Lentini, che si aspettava parole forti o denunce pubbliche, è rimasto colpito dalla compostezza dell'omelia, che ha trasformato il dolore in riflessione e speranza. Anche oggi Cristo piange con noi, partecipa al nostro dolore per la prematura morte di Marco, ha detto il sacerdote. È naturale che una madre veda morire il proprio figlio, a maggior ragione vederne morire due, gli unici, come Gesù si fece vicino a quella madre e oggi si fa vicino a voi, Virginia, Paolo e Sofia. La domanda che sorge spontanea in questi tragici incidenti è: dov'era Dio? Non poteva evitarlo? Perché ha permesso questo? La risposta è difficile, come lo è la comprensione di questo lutto così drammatico. Dov'era Dio? Dio era lì con Marco, non lo ha abbandonato un solo istante, come non abbandona mai nessun uomo. E parole piene d'amore ma tanta sofferenza arrivano anche da Paola, la moglie di Marco, che ha letto una breve lettera per il suo amato. Sono qui a scriverti un'altra lettera come tutte le mattine, ma adesso non riesco a capire come riesci ad ascoltarla. Ti eri impanicato alle parole del messaggio che ti avevo mandato per il nostro anniversario. Tu non mi completi, io sono forte da sola, invece tu ci sei, e da quando ci siamo scelti, 17 settembre del 2013, ho capito che l'amore è una cosa semplice e se c'è lo capisci anche senza sforzi. Tu sei nel posto dove abito veramente, tu sai quanta ansia ho, ti amo, io ce la farò per Sofia, Virginia, per tutti e sarò esempio e grazie per avermi insegnato l'amore. L'uscita del feretro è stata accompagnata dalla canzone Le 6:26 di Cesare Cremonini. La bara è stata sollevata in alto dagli amici e salutata con un lungo applauso da centinaia di persone. Le indagini continuano relative alla ricostruzione e alla dinamica dei fatti con i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Agrigento. L'inchiesta portata avanti dalla procura, che quasi per intero ruota intorno alla buca presente sull'asfalto di Viale Emporium, chiarirà se il cinquantenne alla guida dello scooter sia caduto proprio a causa di quella scaffa o se alla base della tragedia c'è altro.
Un tragico incidente stradale nella notte a Canicattì, la vittima è un sedicenne Mattia Iannuzzo che viaggiava a bordo di uno scooter insieme alla fidanzata, l'adolescente ispirato all'ospedale Barone Lombardo, dove era stato portato subito dopo l'impatto. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Vella. Un terribile incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri a Canicattì. Nello scontro tra uno scooter ed una Fiat 500 ha perso la vita Mattia Iannuzzo, 16 anni da compiere. Rimasta ferita con fratture sparse in varie parti del corpo una quindicenne che si trovava insieme a lui sul ciclomotore. La ragazza, dopo essere stata stabilizzata in ospedale a Canicattì, è stata trasferita questa mattina in un'altra struttura sanitaria maggiormente attrezzata, ma non è per fortuna in pericolo di vita. Tutta da accertare la dinamica. Le indagini sono condotte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canicattì. Lo scontro tra lo scooter e la Fiat 500 si è verificato all'incrocio tra le vie Regina Margherita e Garibaldi, nei pressi della villa comunale. Erano da poco trascorse le 23:30. Immediati soccorsi. Quando Mattia Iannuzzo è giunto all'ospedale respirava ancora, ma è deceduto poco dopo, mentre i medici stavano tentando di intubarlo. Mattia era figlio di uno dei titolari dell'azienda Arredamenti Iannuzzo, che si trova nei pressi di Piazza Dante. Frequentava il terzo anno dell'istituto agrario ed amava il calcio, avendo giocato nelle giovanili del Canicattì. La notizia della sua morte ha letteralmente sconvolto la città. Il corpo di Mattia Iannuzzo al momento si trova presso la camera mortuaria dell'ospedale in attesa delle disposizioni della magistratura, che ha aperto un'inchiesta. A bordo della Fiat 500, che ha avuto l'incidente con lo scooter, viaggiavano due giovani, anche loro di Canicattì, di 19 e 25 anni. Un'intera comunità costernata per il tragico incidente mortale in cui ha perso la vita il giovane Mattia Iannuzzo, dice il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo. In segno di rispetto e di vicinanza giunge alla famiglia in questi tragici momenti di dolore. Sono stati rinviati a data da destinarsi tutte le manifestazioni pubbliche che erano state programmate nei prossimi giorni. Inoltre Corbo ha disposto per il giorno dei funerali che in città venga proclamato il lutto cittadino. Intanto sentiamo il ricordo di Mattia da Don Salvatore Casà, ex parroco della chiesa di San Domenico. È un duro colpo stamattina la notizia quando mi è arrivata di questo incidente. Intanto quando leggevo un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente già era esterrefatto. Poi quando ho visto il nome, chi era, che conosco, è cresciuto lì vicino San Domenico, Mattia Iannuzzo, sono rimasto veramente impietrito. Già sono stato all'ospedale vicino ai genitori, ma è un dolore immenso. Quindi ci stringiamo al dolore della famiglia. Domani molto probabilmente si celebreranno i funerali qui a San Diego. Una cosa che mi sento di dire ai giovani, a tutti i giovani, di stare attenti e di custodire la vita, che è un dono prezioso, è il dono più grande che noi abbiamo, la vita, perché su quella poi si costruisce tutto e allora bisogna custodirla, la propria innanzitutto, e quindi essere prudenti e stare molto attenti a non distruggerla con fesserie varie, e quella degli altri, perché noi abbiamo la responsabilità prima sulla nostra vita ma poi su quella degli altri, e allora non possiamo permetterci di trovarci in situazioni in cui mettiamo in pericolo anche la vita degli altri, non possiamo. Ecco, io non so la dinamica dell'incidente di preciso, però è una macchina che sfreccia e prende un motorino, non so poi come sono andate le cose, bisogna stare molto attenti quando si guida e in che condizioni si guida. E allora è un appello che faccio accuratamente, perché non si può perdere la vita così, in questo modo. Prego per la famiglia, per Mattia, ma prego per tutti i giovani di Canicattì e tutti i giovani, perché veramente sappiano apprezzare il dono della vita e custodirla. Alla luce della crisi politica innescata con la decisione unilaterale del sindaco Miccichè di rivedere l'assetto politico comunale, il presidente provinciale Ariano Barba, congiuntamente al coordinatore cittadino Paolo Antinoro, hanno convocato per giovedì gli organi del partito, il gruppo consiliare e gli assessori di Agrigento alla presenza dell'assessore regionale Giusy Savarino,
al fine di adottare collegialmente ogni decisione che si renderà necessaria nel superiore interesse della buona amministrazione della città in merito alle prospettive future di rilancio e nel rispetto dei valori e degli ideali di Fratelli d'Italia e della coalizione di centrodestra che il primo partito d'Italia incarna. Fino ad allora gli assessori comunali di Fratelli d'Italia non parteciperanno ad alcuna riunione consiliare o di giunta in attesa delle determinazioni che verranno assunti dagli organi del partito. L'assessore ai lavori pubblici del Comune di Agrigento, ingegnere Principato, interviene oggi sui lavori di rigenerazione urbana al Viale della Vittoria, Palazzi Crea, il nostro servizio. L'assessore ai lavori pubblici e alla rigenerazione urbana del Comune di Agrigento, Gerlando Principato, interviene oggi su alcuni lavori. Consegniamo alla città un'opera attesa e importante, il consolidamento e la messa in sicurezza del versante retrostante Palazzi Crea al Viale della Vittoria. È stato completato con il collaudo statico e tecnico amministrativo e regolarmente firmato. È un intervento, afferma l'assessore Principato, che restituisce sicurezza ai cittadini che vivono in prossimità del costone, ma che allo stesso tempo ha rappresentato un'occasione di rigenerazione urbana. Noi ci siamo limitati a mettere in sicurezza un'area fragile, abbiamo scelto di migliorarla, di renderla più vivibile e più bella. Grazie all'impresa esecutrice, alla direzione dei lavori e al RUP, oltre al consolidamento dei muri su pali e alla protezione del banco tufaceo, abbiamo ridato nuova vita alla scaletta di collegamento tra la via Picone e la via Giovanni XXIII, oggi illuminata e integrata da nuove piantumazioni. Sono stati rifatti marciapiedi e ringhiere lungo le principali vie, reso sicuro il passaggio per studenti e cittadini, riqualificata l'area vicina alla parrocchia del Santissimo Crocifisso e creati spazi più accoglienti per la socialità e la comunità. Questo intervento, continua Principato, non è solo un'opera tecnica ma un tassello di una visione più ampia, fare delle opere pubbliche una leva di rigenerazione urbana, restituendo qualità della vita, sicurezza e nuove opportunità di fruizione degli spazi pubblici. Agrigento, conclude Principato, merita luoghi sicuri, vivibili e belli. Oggi compiamo un passo importante verso questa direzione. Al Comune di Raffadali risanati i conti, disavanzo ridotto dagli 8 milioni nel 2021 ai 75 mila euro nel 2024. Il servizio. L'amministrazione comunale di Raffadali annuncia con soddisfazione l'approvazione del rendiconto nell'esercizio finanziario 2024, che segna un traguardo fondamentale nel percorso di risanamento dei conti dell'ente. Il sindaco Cuffaro annuncia che grazie a un'attenta e rigorosa gestione avviata con determinazione negli anni precedenti, il disavanzo è stato progressivamente ridotto dagli oltre 8 milioni di euro nel 2021, si è arrivati a 75 mila euro nel 2024 al netto della quota derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. L'andamento del risultato di amministrazione testimonia l'eccellente lavoro svolto. Nel 2021 il disavanzo era di 8 milioni di euro, nel 2022 a 5.700 milioni di euro, nel 2023 è sceso a 4 milioni e 900 mila euro, nel 2024 a 75 mila euro. Questi numeri certificano il risanamento dei conti e rappresentano una conquista importante, non solo per l'attuale amministrazione, ma soprattutto per il futuro del comune raffadalese. Restituire all'ente una struttura contabile, solida e trasparente, ha dichiarato il sindaco Silvio Cuffaro, significa garantire ai cittadini un'amministrazione capace di programmare con serenità lo sviluppo del nostro territorio senza i pesanti vincoli che il disavanzo degli anni passati aveva imposto. Con la chiusura dell'esercizio 2025 si completerà definitivamente questa delicata fase di risanamento, lasciando alla futura amministrazione un bilancio ordinato e sostenibile, base indispensabile per affrontare con responsabilità e fiducia le sfide dei prossimi anni.
e si svolgerà il prossimo 2 ottobre a Porto Empedocle una manifestazione dedicata ai 100 anni della nascita di Andrea Camilleri alla Torre Carlo V alle ore 17:30, dal tema le antiche tradizioni gastronomiche di Vigata, la storia del dolce tipico, la crovetta, oggi nota come americana. L'intervista al sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello. Giorno 2 ottobre, un'interessante iniziativa culturale alla Torre Carlo V relativamente ai 100 anni di Andrea Camilleri. Sì, proseguono le iniziative previste nel calendario per i 100 anni di Andrea Camilleri e quindi il 2 ottobre vi sarà un altro incontro per quanto concerne le manifestazioni in calendario che, devo dire con estrema franchezza, continuano a riscuotere grande partecipazione da parte della gente e grande risonanza a livello provinciale e interprovinciale. Quindi continuiamo in questo modo, riteniamo di aver allestito, come avevo detto nelle altre interviste, un programma che è un programma soprattutto culturale e che ancora una volta non fa altro che mettere in evidenza quali sono le caratteristiche culturali e enogastronomiche di questa città. E nella suggestiva cornice della chiesa Badiola San Michele di Agrigento, la Polizia di Stato ha celebrato ieri il proprio santo patrono, San Michele Arcangelo. Il servizio. Nella suggestiva cornice della chiesa Badiola San Michele di Agrigento, la Polizia di Stato ha celebrato il proprio santo patrono, San Michele Arcangelo. La Santa Messa è stata officiata dall'Arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, concelebrata dal cappellano della Polizia, Don Maurizio Di Franco e Don Sergio Bonvissuto. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili e militari del territorio, una rappresentanza dell'ANPS, Associazione Nazionale della Polizia di Stato, i familiari dei colleghi deceduti e numerosi parrocchiani devoti al santo. Al termine della celebrazione, il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti e in modo particolare a Don Sergio per la sua disponibilità e vicinanza, consigliandogli un omaggio simbolico a nome della Polizia di Stato agrigentina. È stato un momento di fede, di riflessione e comunità che ha rinnovato lo spirito di servizio e l'impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato a tutela di tutta la collettività. Notte di fuoco a Porto Empedocle, un camioncino adibito a panineria è stato devastato da un incendio le cui origini sono in corso di accertamento. È successo nei pressi dell'Istituto Pirandello, a pochi passi dalla centralissima via Roma, dall'ingresso del porto. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Agrigento, i poliziotti del Commissariato Frontiera di Porto Empedocle, i pompieri. Dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza l'intera area. Al via le indagini della polizia, non è ancora chiara la causa del rogo. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Ha patteggiato la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione un favarese di 66 anni accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della moglie. La condanna è stata convertita in un periodo pari alla pena di lavoro di pubblica utilità al comune. Il patteggiamento è stato ratificato dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Jacopo Mazzullo, dopo l'accordo fra la Procura di Agrigento del Tribunale e la difesa dell'imputato. È stato sorpreso allo stadio Esseneto a vedere la nuova Agragas, ma non poteva farlo. Un trentenne di Agrigento, in atto sottoposto al provvedimento del DASPO, è stato arrestato. È accaduto nelle fasi di accesso prima della gara tra l'Agragas e il Pro Ragusa, valevole per la prima giornata del campionato di promozione domenica scorsa. Il tifoso è stato riconosciuto, fermato e identificato dal personale della Digos e della Questura di Agrigento con la collaborazione dei poliziotti della sezione volanti. Dopo gli approfondimenti di rito, gli agenti hanno fatto scattare l'arresto per la violazione in flagranza del DASPO. L'indagato, a conclusione delle formalità di rito su disposizione della Procura della Repubblica, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.
Un incontro con l'autore ieri sera nella sala del Collare del Castello Chiaramonte a Favara, promosso dal Centro Studi Antonio Russello in collaborazione con il Caffè Letterario, la Consulta Giovanile e il Comune di Favara. È stato presentato il nuovo libro del giornalista e scrittore Attilio Bolzoni, Immortali. Ce ne parla il collega di Favara, Giuseppe Moscato. Il giornalista e scrittore Attilio Bolzoni ha raccontato la mafia, i suoi mutamenti, la sua trasformazione post-stragista, di come comanda e si arricchisce. Ha parlato anche di antimafia vera e farlocca, di politici e di una Sicilia che sta sprofondando sempre più. L'occasione è stata data dalla presentazione del suo nuovo libro, Immortali, un incontro con l'autore che si è tenuto nella sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara, promosso dal Centro Studi Antonio Russello in collaborazione con il Caffè Letterario, la Consulta Giovanile e il Comune di Favara. Un incontro partecipato, moderato da Sara Chianetta, con la presenza di un folto pubblico che ha interloquito con l'autore, presenti anche il sindaco Antonio Palumbo e l'assessore Carmen Lopresti. Durante l'incontro rappresentanti di alcune compagnie teatrali hanno letto anche alcune pagine del libro e diversi esponenti di associazioni e centri culturali con i loro interventi hanno stimolato l'autore e arricchito l'incontro. Apprezzati gli interventi musicali della pianista Valeria Spina, ma sentiamo l'autore. Attilio Bolzoni, chi sono questi immortali e qual è il segreto, se lo sappiamo, della loro immortalità? Gli immortali sono quelli che non muoiono mai, quelli che comandano sempre da 30 anni qua in Sicilia, mentre sprofondano i paesi, colano i ponti, l'acqua non arriva, i rifiuti ci sommergono e loro sono sempre lì a comandare, nonostante tutto questo. Il segreto siamo noi che li facciamo rimanere lì. Cosa troviamo in questo libro? Troviamo storie dei politici, delle tribù politiche siciliane, troviamo la storia delle stragi che vogliono riscrivere, che qualcuno le vuole riscrivere minimizzando, banalizzandole, troviamo mafia capitale. A Roma ci sono tutte le mafie del mondo, ma non per la magistratura. Troviamo l'antimafia farlocca, l'antimafia degenerata, l'antimafia ladra e troviamo una Sicilia che si sta perdendo, sta tornando nel suo passato più brutto. Una mafia che non uccide più, o almeno che non fa più stragi, più silenziosa e forse anche che guadagna di più. È una mafia che è tornata mafia, che fa gli affari di sempre senza manifestarsi all'esterno che ho la violenza e le armi, quindi non crea allarme sociale, ma la mafia che cosa fa? Cerca di ricattare, inserirsi, infilarsi nelle istituzioni, trovare accordi con la borghesia delle professioni, fa la mafia, quella che ha sempre fatto. Quando se ne sono andati i corleonesi è tornata se stessa, è tornata mafia. Una mafia che non vuol dire solo Cosa Nostra, ma vuol dire 'ndrangheta, vuol dire Sacra Conoromita, non vuol dire più Sicilia, ma oserei dire vuol dire mondo. Le mafie in Italia, soprattutto l''ndrangheta e Cosa Nostra, sono come dei vasi comunicanti. La mamma è sempre una però, perché quando c'è molta attenzione su Cosa Nostra, l''ndrangheta sale, quando lo Stato si occupa di 'ndrangheta sale Cosa Nostra. La camorra è una cosa diversa perché è un arcipelago di associazioni senza un vertice. Le due mafie più importanti, più pericolose, perché hanno un progetto politico che non significa che stanno con un partito o con l'altro, ma pensano alla politica, cioè al potere, sono quella calabrese e quella siciliana. Ma quando finiremo di parlare di mafia? Quando noi cittadini diventeremo più consapevoli e non ci faremo più mettere i piedi in testa da questi e da alcuni politici. E sarà presentata giovedì 2 ottobre alle ore 10 nell'ex Collegio dei Filippini la campagna di prevenzione cardiovascolare sul tema Abbia a cuore il tuo cuore, promossa dall'unità operativa di cardiologia del San Giovanni di Dio, diretta da Giuseppe Caramanno, che ne è anche coordinatore scientifico. La conferenza stampa sarà presenziata da Giuseppe Caramanno, da Salvatore Iaconino, da Giuseppe Capodieci,
e dal sindaco Miccichè e dal presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, Santo Petruzzella. Abbia a cuore il tuo cuore si svolgerà dal 3 al 5 ottobre in piazza Cavour ad Agrigento e avrà come testimonial Riccardo Gaz, conduttore radiofonico. Firma identità digitale più facile per imprese e imprenditori, professionisti e cittadini, presentati alla Camera di Commercio di Palermo. La nuova iniziativa diventa partner della rete camerale. I colleghi di Palermo. Presidente, firma identità digitale più facile per imprese, imprenditori e cittadini. Di cosa si tratta? Ma intanto si tratta di diffondere capillarmente alcune attività della Camera di Commercio che si possono remotizzare alle associazioni di categoria, ai CAF, a tutti coloro che sono più vicini e molto vicini alle imprese, e in questo modo possiamo dare un servizio migliore. È un'utilità assoluta, intanto perché l'imprenditore si deve spostare meno, ha comunque un'interfaccia immediata che già conosce, e per la Camera di Commercio è un modo per mettere a sistema un po' tutti. Dal punto di vista pratico, intanto ormai chi fa impresa deve avere una firma digitale, un'identità digitale. La deve avere per legge, deve essere pure iscritta nel certificato camerale. Stare e poter arrivare vicino all'imprenditore attraverso quello che è il suo interfaccia, cioè il suo commercialista o il suo centro di smistamento pratiche, significa per l'imprenditore perdere meno tempo, soprattutto avere una visualizzazione immediata dei dati, e questo è soltanto un primo passo. Noi il giorno 8 avremo qui un importantissimo convegno che è la Camera del Futuro, e con quello finalmente riusciremo a far partire circa l'80% di tutti i servizi camerari in digitale. Significa burocrazia zero, non c'è più bisogno di interfacciarsi con una persona presso la Camera di Commercio e soprattutto avere l'immediatezza della risposta. La diffusione della firma digitale ha fatto passi enormi negli ultimi anni attraverso appunto tutti i processi di dematerializzazione e digitalizzazione nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione. Fondamentale è stato ad esempio l'avvio di bandi a supporto delle attività di sviluppo delle imprese fatti dalle istituzioni, dalla Camera di Commercio, dalle regioni. E naturalmente questi adempimenti, queste opportunità di finanziamento per le imprese non possono prescindere da garantire la validità legale, la sicurezza informatica che solo la firma digitale o la firma elettronica qualificata mette a disposizione. Quindi inizia a diventare uno strumento veramente fondamentale anche per reperire finanziamenti da parte delle imprese. Allora, l'obiettivo è questa grande sinergia fra la Camera di Commercio e il mondo delle professioni per quanto ci riguarda, quindi non solo i commercialisti ma tutte le professioni. Credo che ormai il futuro sia attraverso il digitale, e quindi quello che oggi si presenta è la possibilità per tutti gli ordini, le associazioni, anche professionali, di diventare un hub per il rilascio delle firme digitali, che ormai è diventato la firma comunemente utilizzata in tutti i contratti, in tutte le interlocuzioni. Credo che sia un grande valore aggiunto per gli imprenditori, per i professionisti, e la Camera di Commercio è sempre a servizio del sistema paese. L'ufficio gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato il quarto lotto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'asse di collegamento tra la statale 115 Bivio Borgo Bonsignore e la statale 189. La gara, effettuata in modalità telematica ed in versione procedimentale, è stata aggiudicata all'impresa Presti Conserme Vigliatore, che ha offerto un ribasso del 32,12%. Alla gara hanno partecipato 308 imprese, mentre l'importo è stato interamente finanziato dalla Regione Siciliana con i fondi destinati al piano di sviluppo e coesione. L'appalto consentirà di intervenire sulla strada provinciale 35 Portella di Sciacca Lucca Sicola, 32 Ribera Cianciana, 19B San Biagio Platani Alessandria della Rocca, la 31 Cattolica Eraclea Cianciana e la 29A Montallegro Cattolica Eraclea. Linea alla regia per la pubblicità. Un ecosistema digitale dedicato alla valorizzazione e all'accessibilità del ricco patrimonio del sistema museale dell'Università degli Studi di Palermo, Unipa Heritage,
presentato il nuovo sito web con oltre 300 pagine, virtual tour e gallerie multimediali. Il sito valorizza il patrimonio culturale dell'intero Ateneo. I colleghi di Palermo. Noi stiamo lavorando adesso in maniera molto decisa per potenziare anche la nostra quantità di offerta formativa nell'ambito del sistema museale. Abbiamo dei progetti molto importanti che vedranno la realizzazione fra qualche settimana. Uno fra questi sarà proprio l'elaborazione del Gateway della biodiversità, dove avremo un nuovo museo sulla biodiversità. Quindi sarà una cosa straordinaria che si collega peraltro molto bene a quello che abbiamo recentemente inaugurato dentro le sale dell'Orto Botanico, dove si parla di botanica ma si parla anche lì di biodiversità terrestre. Insomma, siamo convinti che la unione, la congiunzione con la Via dei Tesori rappresenti per noi una fondamentale partnership di strategia per quella che noi chiamiamo il public engagement, cioè il coinvolgimento del pubblico, che cerchiamo di portare nei sistemi museali nostri e in realtà li portiamo per avvicinarli molto di più alle dinamiche universitarie. Il tema è sempre quello: interessare le famiglie, interessare i ragazzi, interessare il sistema familiare cittadino palermitano, per far sì che la nostra università rappresenti sempre un volano di conoscenza, un punto di coesione, un collante e soprattutto col messaggio sempre forte di non andare via da Palermo. Il sistema museale Ateneo è particolarmente ricco di testimonianze preziose, di luoghi scientifici da visitare ed è un pezzo importante nel mosaico del patrimonio culturale palermitano da mostrare, da far conoscere e da diffondere anche all'estero. Si integra perfettamente con quella che è l'offerta ovviamente complessiva del sistema Palermo, quindi questo sbarco sul web, o meglio questa implementazione della presenza sul web è certamente uno strumento importante appunto per far conoscere anche all'estero, soprattutto ai visitatori, questo pezzo importante del patrimonio palermitano. Noi abbiamo già iniziato da diversi mesi un nuovo restyling del sistema museale di Ateneo con una nuova identità visiva, adesso si chiama Unipa Heritage. Il passo successivo è stato quello di creare un sito web complessivo, nuovo, speriamo accattivante, perché è un sito web che si interfaccia con il pubblico, non quindi soltanto in ambiente accademico, ma un sito web che sia una meravigliosa vetrina per il pubblico, proprio per continuare la nostra azione di terza missione di public engagement. È un sito che ha circa 300 pagine e verrà ulteriormente implementato e crediamo che sia un bel servizio per la città di Palermo. Sotto il profilo tecnologico, quali sono le novità del sito? Il sito ha diverse pagine con molte fotogallery, virtual tour, e poi questo si collegherà anche con una campagna social che verrà lanciata a breve proprio per pubblicizzare questo sito. Festa il governo Schifani, con in testa il presidente della regione e il sottoscritto come rappresentante del governo nella qualità di assessore alle infrastrutture. Abbiamo sostenuto fortemente questa novità insieme anche al collega Alessandro Dagnino, che delega l'economia e finanze, perché abbiamo voluto in queste settimane sostenere gli aeroporti con meno di 5 milioni di passeggeri. L'aeroporto di Trapani Birgi naturalmente è e sarà ancora di più il fiore all'occhiello dell'aviazione regionale. Sappiamo che ci saranno grandi novità. Noi abbiamo creduto fin dall'inizio che l'abbattimento dell'addizionale comunale per gli aeroporti fosse priorità per il rilancio degli stessi. Non riguarda soltanto l'aeroporto di Trapani Birgi, riguarda anche gli altri 3 aeroporti, quello di Comiso, Lampedusa e Pantelleria, con una differenza: che mentre per gli altri 3, Comiso compreso, dal 1° novembre ci sarà la continuità territoriale con prezzi calmierati e fissi per tutti i siciliani, Trapani non avremo la possibilità di insediare la continuità territoriale, quindi abbiamo lavorato in questi anni prima con operazioni di marketing e il governo regionale, il governo Schifani ha investito diversi milioni di euro. Oggi però è una reale svolta, perché è un provvedimento strutturale che partirà
dal 1° gennaio del 2026, che durerà per i prossimi anni, fino a quando l'aeroporto di Trapani non raggiungerà i 5 milioni di passeggeri che noi ci auguriamo. Un altro provvedimento che ci sta molto a cuore, che è quello dello sconto sui prezzi per i siciliani. È un provvedimento unico nelle regioni dell'Euromediterraneo. Tutti i siciliani, nessuno escluso, oggi da qualche anno hanno lo sconto del 25 e del 50%, quindi il supporto da parte del governo Schifani, del governo regionale, agli aeroporti nella funzione di incremento turistico è totale, e i dati ci dicono che siamo sulla buona strada, perché tutti gli aeroporti siciliani hanno avuto negli ultimi anni un incremento complessivo del 13%, ogni anno aumentano dal 10 al 13% il numero dei passeggeri. Dopodiché la sicurezza del Paese deve essere anch'essa priorità. Il fatto che ci sia attigua naturalmente una base militare, una base che comunque è il riferimento dell'aviazione e della NATO, che in questi giorni stanno procedendo con degli allenamenti, la ritengo un'opera assolutamente corretta che va verso la difesa dei nostri confini e della nostra libertà. E l'azienda energetica EcoGreen rinnova il proprio impegno verso i giovani e la comunità, sostenendo con entusiasmo la SD Canicattì Calcio. Il presidente Marcello Giavarini, da sempre sensibile alle iniziative sportive e sociali, ha voluto promuovere questa sponsorizzazione come segno concreto di vicinanza al territorio. Crediamo profondamente nel valore dello sport come strumento di crescita per i giovani e di coesione per il territorio. Sostenere, afferma Giavarini, la SD Canicattì Calcio significa dare un contributo concreto alle famiglie e investire nel futuro delle nuove generazioni. Vediamo ora un ampio servizio sugli avvenimenti sportivi curata da Carmelo Lentini. Neanche il tempo di prendere fiato, dopo la tonificante vittoria conseguita dall'Acre Casse con il Ragusa, che proprio domani, mercoledì 1 ottobre, a partire dalle ore 15:30, si scende in campo per onorare la Coppa Italia con i cugini dell'Aragona. Si tratta della gara di ritorno, che la compagine dei Tempi si è agevolmente aggiudicata con il risultato di 1-5, grazie alla tripletta dell'argentino Ted Lopez, di Cipolla e Noto, mentre sul calcio di rigore ha accorciato le distanze battimili. Qualificazione in tasca per i ragazzi di Sebi Catania, che guardano con attenzione alla seconda giornata, fuori casa sul campo siracusano delle Città di Canicattì Bagni. Ritornando al match di questo mercoledì con l'Aragona, è probabile che possano essere impiegate le seconde linee della rosa biancazzurra. Questo per consentire ai titolari di rifiatare, specie dopo la gran battaglia di domenica scorsa. Di questa gara si conosce già la terna arbitrale. Si tratta di Flaminia Di Gregorio, di Agrigento, con assistenti Fabrizio Narcisi di Agrigento e Antonio Lalomia di Enna. È iniziato invece il campionato di prima categoria Girone B, che vede ai nastri di partenza diverse compagini agrigentine. Proprio alla prima giornata la fatalità ha voluto che si affrontassero Cianciana ed Empedoclina, una gara che ha visto confrontarsi due compagini molto forti. Alla fine un gol di testa dell'ex Granata Bamba regala i primi 3 punti stagionali ai padroni di casa di Raimondo Salemi, ma attenzione all'Empedoclina di Mariano Cordaro, che era riuscita a dare gran filo da torcere ai cugini ciancianesi. Da sottolineare un clamoroso palo colpito dalla compagine marinara. Bella affermazione esterna invece dell'Alessandra della Rocca, che si impone fuori casa con il Prizzi. Le reti portano la firma di Ferrara ed Agnello. Il prossimo turno l'Empedoclina torna in casa per affrontare il Città di Castellana. L'Alessandria della Rocca ospita la Colomba Bianca, mentre il Cianciana si reca a Collesano. È partito anche il campionato di seconda categoria, sempre del Girone B, con 4 agrigentine al via. Una prima giornata al chiaroscuro,
che ha visto vincere il Bovo Marina Montallegro per 4-1 ai danni del Città di Giuliana. Le reti montallegrese portano la firma di Piruzza, Geraci e una doppietta dell'ex empedoclino Ernesto Lopresti. Il Favara Calcio frena in casa 2-2 con il Saraceno San Giovanni Bosco. Le reti favarese portano entrambe la firma di Zambuto, sconfitto di misura a Caccamo invece dal locale atletico il Rive Platani per 1-0. Siamo qui con Bamba, creatore del gol di oggi, dell'1-0. Bamba, che partita è stata oggi? Allora, innanzitutto buonasera, buon pomeriggio a tutti. La partita è stata bella partita, combattuta. Era anzi pure diverso per me perché io sono un ex dell'Empedoclina e io la sentivo diversamente dagli altri. I compagni ci siamo aiutati tanto. Grazie a Dio la vittoria l'abbiamo ottenuta, i primi 3 punti della stagione, soprattutto in casa, fa sempre bene iniziare in quel modo in campionato. Come hai realizzato l'azione del gol? Allora, l'azione del gol fu su un calcio d'angolo, fu un assist di Giovanni Ferlisi che lo saluto, anzi meno male che dopo 2 anni mi ha fatto il primo assist su un calcio d'angolo, lo cercavo da 2 anni. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 18, il digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento.